Benvenuti a Mixed. Naturalmente il terzo mandato tiene banco in tutta la sua veemenza, perché i leghisti veneti giocheranno sicuramente la partita della vita. Zaia dice che la strada è molto lunga, però l'assessore Marcato, che è un assessore che conta in Veneto, dice siamo pronti ad andare da soli. L'idea è di cambiare la legge regionale. La strada è molto lunga, dice Zaia, e naturalmente poi gli fa in qualche modo scudo anche il presidente della giunta regionale Federica, che è il coordinatore delle regioni italiane, e dice è stato scorretto non chiedere prima a noi, che siamo tutti d'accordo sul terzo mandato dei governatori. Bene, mentre Salvini sapeva bene che il terzo mandato, l'emendamento che ha portato in commissione, veniva bocciato perché insomma ha fatto quattro conti, ma comunque lui non ha ritirato l'emendamento. Dice che è una questione di principio e la democrazia deve rispettare il voto popolare. Matteo Salvini sostiene però che l'Aula del Parlamento, il Parlamento dice è sovrano, saprà come fare, e quindi confida ancora che magari una trasversalità tra Italia dei Valori, probabilmente che Calenda, ma sicuramente buona parte del PD gli darà una mano a cercare di trovare una soluzione. L'attenzione ora si sposta tutta sulle europee, perché l'idea di Salvini è quello magari di mandare Zaia alle europee, così se lo toglie tra parentesi dalle scatole, perché ha paura che entri con due piedi nell'ambito del partito e magari glielo sfidi anche perché Zaia è molto popolare. Certamente potrebbe anche succedere che Zaia potrebbe presentarsi con una lista Zaia che ha preso un notevole consenso, una lista della Lega e una lista autonomista. Come dice Marcato, noi vogliamo marcare l'autonomia, e quindi forse questo potrebbe essere il prossimo step. Naturalmente nella Lega c'è un po' di fibrillazione su questo, naturalmente si riverbera anche sulle amministrative nostre. Staremo a vedere se in qualche comune, per esempio, ci sarà la prova di forza della Lega di andare da soli, di andare un momentino a scardinare quello che è diciamo così, il plafond del centrodestra. La Premier si dice che è molto contrariata su questo, naturalmente adesso sono le elezioni in Sardegna e bisogna vedere cosa succederà. Naturalmente noi saremo sempre attenti sulla linea per capire cosa succederà. Un nostro amico è andato in Veneto per portarci le ultime notizie, e noi naturalmente non appena le avremo ve le comunicheremo. Arrivederci, alla prossima volta, naturalmente buon weekend. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.